Io volevo innanzitutto commemorare oggi una giornata particolare che è successa tanti anni fa, il terremoto nel Friuli. Quel 6 maggio del 1976 nei ricordi dei telespettatori di Rete Veneta. Un salto indietro di 40 anni che è rimasto impresso nella memoria di tutti. Il terremoto che se a Gemona, Venzone e nella Carnia ha ucciso e distrutto, anche nelle nostre zone ha lasciato una scia di paura indimenticabile. Ero da degli amici e avevano 3 scalini per uscire fuori di casa. Ho fatto un salto di 3 scalini e in quel momento passava un signore e quasi quasi le andavo addosso. Con il tempo si arriva anche a sorridere di se stessi quella sera, esorcizzando una paura inconscia che ha colpito tutti. Ero a casa di mia mamma e stavo curando i piselli. E cosa è successo? È successo che i piselli andavano di qua, andavano di là. E mi ricordo che sentivo le signore di fronte, il palazzo di fronte, sentivo urlare tutti. È un brutto ricordo. Sì. Oggi quella paura è esorcizzata dal tempo, ma anche dalla testimonianza viva e presente della gente friulana, che anche da un disastro imprevisto e imprevedibile ci si può rialzare. Che è l'unica regione che è stata colpita dal terremoto in Italia, che si è praticamente ricostruita, differentemente da tutte le altre che hanno subito analoghi sismi e che sono ancora in fase di costruzione dopo 20, 30, 40 anni eccetera.